Ciao a tutti, ancora ben ritrovati. Quest'oggi vi preparo i gnocchi con le patate di Rozzo. Le patate di Rozzo sono caratteristiche del comune di Rozzo, appunto sull'altopiano di Asiago. Sono patate un po' particolari in quanto coltivate in montagna, quindi sono ricche di amido. La loro buccia può essere rossa o bianca. Gli ingredienti poi che serviranno sono le patate, appunto, che io ho fatto già precedentemente cuocere, partite dall'acqua fredda e le portate poi a cottura. E una volta raffreddate le abbiamo pelate. Poi la farina, un uovo e un po' di sale. Abbiamo schiacciato le patate come fosse per fare un purè. A questo punto procediamo aggiungendo l'uovo intero. Mettiamo del sale e un po' alla volta, lavorandolo, andiamo anche ad aggiungere la farina. La farina vi regolate in base alla quantità che poi sarà necessaria per renderli morbidi al punto giusto e poi come piacciono a voi, insomma. Iniziamo ad impastare. A questo punto lo lavoriamo, facciamo dei cilindretti con le mani, li tagliate a piccoli pezzi e poi la superficie la passate un attimo con una grattugia in modo da dargli la tipica lavorazione, in modo che il sugo venga trattenuto in modo migliore nel momento in cui poi lo andate a condire e a cuocere. L'acqua sta bollendo, ho messo un pochino di sale, mettiamo un po' alla volta i nostri gnocchi, non tutti logicamente, ma solo un pochini. Man mano che loro verranno a galla, vorrà dire che sono cotti, quindi li tiriamo su togliendo l'acqua in eccesso e li mettiamo direttamente nella padella nel caso in cui li dobbiamo condire. Io quest'oggi li sto condendo con del burro e della salvia, quindi in modo molto semplice. Sono ottimi anche conditi con del buon sugo al pomodoro oppure del ragù di carne. Se invece non ne avete in abbondanza e non li dovete condire tutti, li potete tranquillamente da cotti mettere in una terrina con dell'olio d'oliva in modo che non si attacchino tra di loro e li potete anche mangiare il giorno dopo conservandoli in frigorifero. Adesso stanno salendo e li cominciamo a raccogliere. Ora metto gli gnocchi nella pentola con il condimento e li condiamo con del burro sciolto aromatizzato con della salvia. Per non alzare troppo la temperatura del burro io vi consiglio di aggiungere anche magari un pochino di olio oppure anche di acqua. Facciamo saltare un attimino in modo che prendano un buon sapore di burro e di salvia. I nostri gnocchi fatti con le patate di Rozzo sono pronti. Io vi ringrazio sempre di seguirmi e vi aspetto ancora alla prossima video ricetta. Seguitemi anche nell'app e nella pagina. Ciao, grazie, a presto!